zona, sì, zona 2-3, penetrazione di De Angeli che poi serve Antonutti dal post alto, 5 punti di Udine, tutti firmati da Antonutti. Le file di Udine che riceve in questo momento il suo primo pallone, anche il cambio per Trapani con Ercoma che fa il suo esordio in campo, e adesso il solito Antonutti che riceve dal post alto. E sicuramente questa la situazione tattica disegnata da coach Boniciolli, che ancora più ampio, tripla di Antonutti, piazzata uscendo dal blocco, e quella è da due una specialità della casa, sì, l'uomo in più. Ancora Antonutti, ottimo all'assist per Folland che inchioda la schiacciata, e questo sì è il canestro. Dover difendere con la tripla mandata a bersaglio di Antonutti, ribalta per Antonutti, ottima azione questa volta di Udine con le... sostanzialmente per certa la sconfitta, che viene certificata da questo ennesimo tiro dal post medio di Antonutti, che effettivamente è andato contro il difensore sulla ricezione. Vediamo che però è stata comunque evidente che voleva attaccare il canestro. Su Isli, che quel semigancio lo fa da una vita, è stato bravissimo a prendergli il tempo per stopparlo. Qui bella azione di Udine con la ricerca dell'uomo libero. Fuori dall'area, viene chiuso molto bene, trovato anche e servito da Antonutti. Fullan che realizza altri 2 punti, già quota 10. Adesso Amato dal palleggio, va da Antonutti che trova l'autostrada fino in fondo, più 11 per Udine, parziale aperto. Chiudere bene il primo quarto da parte di Udine, e Antonutti, una buona posizione con grande esperienza di Antonutti, che praticamente è in aiuto, prende fallo in attacco da Langston. Marco Giuri schiacciato per Antonutti senza pensarci, canestro del capitano. Qua Udine ha corso molto bene perché Giuri è andato in... Rimbalzo alla fine per Udine, Antonutti fino in fondo, si prende il fallo, 2 tiri liberi per Udine, che ha risposto. Udine ha assolutamente risposto, prima con la bomba di Nobile allo scadere dei rimbalzo, ma quello che dicevamo... Trovato molto bene Giuri da Antonutti. Giuri ha voluto questa palla dal post, l'ha chiamata, Vittorio non gliel'ha data subito. Udine vince la partita, una partita difficile, sofferta, per 83-78 contro l'Urania Milano. Partita che fa felici i tifosi, fa felice il presidente. Il dual West con Mussini che è pressato da Pepe, va da Antonutti che si prende questo tiro da 3 punti e va a segno, lo dicevi tu prima, con Antonutti sia diventato una certezza dall'arco. Ravvicinato, però è stato bravo Michele a colpire. Ecco, qui qua altri 2 punti. Tra l'altro la cosa positiva è che Antonutti ha fatto già 7 punti di fila praticamente. Come dicevi, non aveva fatto vedere molto nei primi 2 quarti, adesso sì, ancora Udine, vediamo, va a prendersi altri 2 ottima punti. Iniziativa. C'era forse anche un fallo. Sì, è importante, vedo le cose positive sono l'atteggiamento di Michele, i tiratori segneranno anche. Adesso Antonutti, altri 2 punti per il capitano. Piatto costretto ad andare da Antonutti che supera il suo marcatore che è Nicolic, il canestro non è valido, però prende un altro fallo. Veramente soffrire tantissimo lo Dual West con una grande intensità difensiva. Gran canestro di Michele Antonutti che continua a trovare facili punti. Andrea Padeni aveva commentato partita in cui Udine ha sbagliato il tiro per vincere e qui l'ha sbagliato Treviglio. Gioca con Pellegrino, va da Antonutti che si prende questo tiro da 3 punti, trova la tripla che serve Antonutti, si prende il suo tiro e lo mette a segno. Mini break per lo Dual West di 4-0 che gli permette di anticipo intanto di Michele Antonutti che si lancia in contropiede, appoggia altri 2 punti, 6-0 di parziale, esulta Antonutti che ha realizzato 4 punti consecutivi. Old Dual West più 7, subito time out, grandissima reazione dell'Old Dual West in un momento difficile, perché era proprio difficile. Assolutamente sì.